Allora, dopo 70 anni torneranno a Cortina le Olimpiadi invernali. Continuiamo questa nostra serata di TV7 Match dedicata alla candidatura come si dice, il capoluogo ampezzano a ospitare le Olimpiadi del 2026. Durante la pubblicità ci ha raggiunto Roberto Ciambetti. Buonasera Ciambetti, buonasera Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Era un invito che insomma bisognava fare, perché qua l'idea è partita da Venezia, è partita dal Presidente, sì, no? Beh, è una cosa che è sicuramente stata spinta e nata a Venezia, ma che arriva comunque dal territorio, cioè creare e avere un evento di questa portata, anzi riportarlo a Cortina è assolutamente importante. Che sia stata poi la Regione appunto ad essere il volano principale per lanciare questa cosa, assolutamente è così. I nostri tecnici già avevano in parte lavorato per la candidatura, se vi ricordate, del Veneto per le Olimpiadi, diciamo, quelle normali, tra virgolette, ancora nel 2012 mi sembra, se ben ricordo, con l'assessore Manzato a suo tempo, ed è una cosa che ci è anche servito a parlare un linguaggio olimpico da parte appunto dei tecnici che stanno preparando adesso la candidatura. Proprio ieri erano su a Cortina a confrontarsi anche con tecnici di Bolzano e di Trento per appunto proseguire sul dossier da presentare al nuovo governo, e assolutamente siamo in tensione olimpica come Regione Veneto. Certo, torniamo però a Cortina, per sentire un'altra memoria storica. Abbiamo incontrato Bruno Alberti, un azzurro come dire, della squadra di sci alpino. Non disputò le gare per un infortunio a cui andò incontro qualche giorno prima, però ci racconta un po' com'è andata in quei giorni. Beh, erano tempi belli perché ero giovane soprattutto, no? E passione per le prove alpine e così, quindi è stato veramente un peccato che per una caduta nei giorni di allenamento precedenti alle gare mi sono infortunato a una caviglia e non ho potuto farle queste Olimpiadi. Siccome Seiler, che ha vinto tutte e tre le gare, dava degli distacchi enormi, c'era una possibilità che in una delle tre gare, soprattutto nello slalom gigante sui vitelli, avrei potuto infilarmi fra i tre. Era una volta buona, invece è andata così. Dominio austriaco nello slalom gigante maschile, corso sulla pista dei vitelli su a Faloria. 3 atleti dell'Austria, magnifici per potenza e stile, si sono piazzati ai primi posti, confermando del resto il pronostico della vigilia. Su 30.000 spettatori sul percorso, 10.000 erano austriaci e hanno decretato gli onori del trionfo al connazionale ventenne Tony Seiler, che da 2 anni non conosce sconfitta, giunto primo anche al traguardo olimpico. È un ricordo bellissimo per tutti e anche erano altri tempi, ovviamente non c'era questa pressione di organizzazione in genere che bisogna fare questo, quell'altro ancora. C'era uno stadio nostro qui che era bellissimo, dove hanno fatto la cerimonia, le piste c'erano e poi il resto bisogna arrangiarsi come in tutti gli altri posti dove andai a fare le gare. No, gli allenatori c'erano anche allora come oggi, anche il massaggiatore avevamo, sinceramente c'era anche quello. Solo che gli allenamenti davano un periodo di 2 ore, 3 ore per farli, ognuno partiva quando voleva. Qui la pista ti potevi trovare qualcuno in mezzo quasi, non era come oggi che partono ogni minuto, ogni 2 minuti. Quindi anche l'allenamento bisogna stare attenti a non trovare qualcuno in mezzo. Ecco, questo è il ricordo di Bruno Alberti, allora di quei giorni. Seiler fece man bassa, Bortoluzzi. Sì. E Zeno Colò però non c'era. No, cioè noi abbiamo avuto un grande successo organizzativo, però in quella circostanza del 56
l'Italia degli sport invernali e anche del ghiaccio non raccolse grandi risultati, a dire il vero. Ma poi lentamente ci siamo preparati, ci siamo specializzati e adesso saremo sicuramente pronti ad affrontare qualsiasi tipo di evento. Mi riferivo un attimo al discorso che faceva Dario relativo al villaggio olimpico, ma il villaggio olimpico, Dario, potrebbe essere, siccome che il CIO è attento anche alla parte culturale non solo sportiva, e quindi ci sono memorie da tutte le parti. La memoria olimpica dei 70 anni di Olimpiadi di Cortina potrebbe essere, anche credo per il CIO, materia importante da valutare in relazione al museo, ad esempio, al museo che la Regina delle Dolomiti, attualmente il Marmolada, lassù esiste già un museo della guerra, ma cercare di riempire con queste nuove tecniche di realizzazione di ambienti che possano ospitare gli atleti, per poi farlo diventare un museo storico della memoria Olimpiadi, credo che il CIO lo guarderebbe attentamente. Quindi sarà nostra premura inserire anche questa idea, credo. Certo, allora andiamo avanti con la storia ancora. Ricordiamo, adesso vediamo quello che riguarda l'hockey, perché con l'hockey su ghiaccio abbiamo incontrato un altro olimpionico, Gianfranco Darin, che ci racconta un po' come ha iniziato a giocare a hockey e soprattutto dove si allenavano, come si giocava a quei tempi. Sentiamo. Beh, io avevo mio fratello, più vecchio di me di circa 12-13 anni, che giocava a hockey con il Cortina. Poi alla guerra del 39 è andato in Russia con la Giulia e non è più tornato, e là è cominciata la passione. E poi eravamo 3 fratelli dietro di lui e tutti e 3 giocavano a hockey. E tutti e 3 abbiamo cominciato e abbiamo fatto, non dico carriera, ma abbiamo fatto questo sport. Dal 1955 ho inaugurato io questa pista perché avevano appena fatto il ghiaccio e bisognava provare a vedere se teneva, se non teneva, i macchinari nuovi, l'ammoniaca e tutte queste storie, ce n'era un filo. E allora sono venuto dentro con i patini e sono andato a patinare e ho dato il benestare per quanto riguarda il ghiaccio, e questo era che un mese e mezzo, un mese forse prima delle Olimpiadi, era verso Natale. Negli spogliatoi gli atleti sono intenti alla vestizione. Più che imbottitura, autentiche corazze da moderni guerrieri. Esse sono indispensabili per salvaguardare gambe, braccia e spalle dei coraggiosi campioni. In particolare occorre proteggere le ginocchia, il torace e i piedi. Era tutto cuoio e il cuoio quando si sudava si bagnava e diventava pesante, e specialmente paraspalle, gomitiere, pantaloni, erano pantaloni che pesavano un fottio, era difficile. Sicuramente io che pesavo allora sui 81-82 kg, arrivavo a 90-92, avevo quasi 10 kg da portarmi a spasso per il ghiaccio. Noi giocavamo allo stadio Apolonio, era uno stadio in ghiaccio naturale, e poi quando era troppo caldo allora andavamo a allenarsi a Misurina, o se no dietro le Tre Cime. Dietro le Tre Cime c'era un lago dove andavamo su, ci portavano con la jeep e andavamo a allenarsi là. Era una vita che oggigiorno, se i giovani dovessero fare una vita così, penso che lasciano là 2 giorni dopo. Allora Teofoli, innanzitutto abbiamo visto i giocatori non avevano caschi, non portavano il casco, l'abbiamo visto anche nelle gare di sci alpino, insomma, ecco, come si diceva prima, uno sport che è cambiato tanto. Sì, beh, è cambiato tantissimo, come lo sci, i materiali poi si sono evoluti, chiaramente oggi il disco viaggia a 110 fino a 140-145 km/h, per cui di sicuro devi essere molto più protetto di quello che era una volta, anche perché i bastoni erano in legno e invece adesso sono in fibra di carbonio, quindi è tutto un altro sport come l'evoluzione di tutti gli sport, del ghiaccio, insomma. Sicuramente
personaggi come Gianfranco Darin, che io ricordo abbiamo ritirato come nazionale la maglia sua e di suo fratello, quindi oggi nessuno in nazionale può usare la maglia dei due fratelli Darin, perché loro sono stati proprio la storia dell'hockey su ghiaccio italiano, insieme a gente di Bolzano e gente di Milano che ha fatto veramente, erano dei pionieri dello sport del ghiaccio. Certo, ecco, se oggi si dovesse disputare le Olimpiadi, quali palazzetti ci sono dei palazzetti che sarebbero già utilizzabili adesso o bisogna pensare qualcosa di nuovo? Beh, oggi sicuramente abbiamo dei palazzetti che possono essere utilizzati, per esempio Bolzano, Merano hanno dei palazzetti molto belli e chiaramente vanno risistemati, rivisitati, ma come numero di spettatori Bolzano sicuramente col Palaonda ha una buona capienza, perché anche oggi si tende ad avere palazzetti dove è pieno di gente piuttosto che cattedrali nel deserto con troppi posti poi vuoti. E sicuramente Cortina può avere il curling, per esempio, ha già avuto i mondiali qualche anno fa, è andata benissimo, per cui voglio dire i palazzetti per gli allenamenti ci sono a Trento, c'è il Val di Fassa, ci sono due stadi bellissimi, Fassa e Fiemme, Alba e Cavalese, per cui da quel punto di vista il ghiaccio c'è. Per quel che riguarda la velocità, per esempio, c'è sia l'ovale a Renona con l'Albo, sia quello di Pinè. Andrebbero chiusi, però voglio dire, ci sono due posti dove gli atleti si possono anche allenare e si allenano in altura, quindi anche questo è uno stimolo in più, perché fare le Olimpiadi in montagna, riportare le Olimpiadi in quelle che sono le valli e quelle che sono le montagne, è anche nel senso dello sport. Oggi per un atleta è molto più difficile competere a 1200 metri che non competere a livello del mare. Ed è lì che si vedono i valori. Certo, è chiaro che ad esempio come con la velocità sul ghiaccio a Misurina disputi la gara a quasi 2000 metri di altitudine. Sicuramente quindi, quando arriveranno, se mai succederà, quando arriveranno gli olandesi che sono abituati ad allenarsi sugli ovali sotto il mare, si troveranno in difficoltà quando si trovano in altura. Queste piccole considerazioni sono da fare, ma è lo sport che è così. Certo. La grande scommessa è quella del ripristino della pista de bob. Ermanno. Sì, io ho fatto bob inizio anni 60 e quindi conosco bene quella pista ed è stata una delle piste più avanzate per l'epoca. Oggi naturalmente è un po' superata e andrebbe ripristinato un certo tipo di percorso. All'epoca mia era pericolosa perché sulle curve non c'era la barriera, si poteva uscire ed è successo che uno è uscito e purtroppo è morto. Bob è un grande sport, è uno sport che proprio a Cortina nel 1956 ebbe un impulso notevole, Sior Paes, Monti, eccetera, che poi Monti ricordo che si migrò in Canada, non mi ricordo a far che cosa, ma per lavoro, perché allora gli sportivi non erano una professione che dedicavano 360 giorni all'anno, si allenavano, poi si andava e si faceva. Ma quello che io vorrei chiedere, soprattutto al nostro Ciambretti, un'Olimpiade può stimolare i giovani? Cioè, che cosa può servire oltre a stimolare quella che è l'economia di un territorio? Nei confronti dei giovani, che i giovani oggi hanno bisogno di essere ricollocati, qual è l'effetto? Sicuramente un evento di questa caratura con una copertura anche mediatica che ha negli ultimi anni, soprattutto rivolta ai giovani, è un grande impulso, è un grande coinvolgimento, anche poter vedere magari le gare da vicino e non magari attraverso appunto i media, ma poterle seguire da vicino. Serve a stimolare sicuramente anche nei giovani la volontà di poter cimentarsi in certi sport, di potersi avvicinare a certi sport, quindi eventi di questo tipo, lo abbiamo visto dove vengono fatti, hanno sempre un impatto poi negli anni successivi da parte dei praticanti che aumentano, che migliorano anche le proprie caratteristiche tecniche, quindi eventi come questi sicuramente, oltre al ritorno economico, oltre a sistemare le cose che non vanno, prima Dario parlava anche appunto delle viabilità non semplicissima attorno a Longarone, ma soprattutto dal punto di vista sportivo possono dare veramente spinta e voglia ai giovani di fare qualche tipo di sport,
di imparare qualcosa, di cambiare magari attività sportiva per chi ne sta già facendo una, perché vede questo tipo di evento, questo tipo di risultato, campioni che vengono da tutto il mondo. Io mi permetto nel mio piccolo di parlare di quello che sta avvenendo magari ad Asiago, con i risultati avvenuti anche sia per quanto riguarda la Alps Cup quest'anno di hockey, sia per quanto riguarda i risultati ottenuti dagli atleti di Asiago alle Olimpiadi di Sochi. Sono andato a un paio di eventi e vedere i ragazzini da 5-6 anni che possono toccare la medaglia di bronzo con le proprie mani, inizia appunto a fantasticare, a pensare, a vedere un futuro che può esserci appunto anche per loro, e avere i campioni a questo livello a portata di mano, poterli toccare e salutare, o magari averli anche come allenatori, quello che sta facendo Enrico Fabris adesso per il ghiaccio, è una cosa che sta creando un volano grandissimo per quanto riguarda appunto certe zone del nostro territorio. Passando all'argomento invece per quel che riguarda viabilità o comunque infrastrutture, la Regione dovrà essere ben impegnata in questo senso? Allora, queste sono strade di competenza e valenza statale. Lì la vera sfida è riuscire a portare appunto il proseguimento dell'autostrada un po' più avanti per superare appunto dei tappi viabilistici che sono ben noti. Naturalmente quando si guardano questo tipo di eventi si pensa anche a utilizzarli, nel senso buono del termine, per sistemare cose che appunto vengono lasciate nel cassetto da anni. Quello che sta avvenendo purtroppo con ritardo per quanto riguarda i mondiali di Cortina, sì, perché se l'ANAS ha già utilizzato e pensato anche in ottica olimpica per sistemare le altre cose che non hanno affrontato in questo momento. Ma direi che è un momento particolarmente favorevole, visto il governo che c'è, visto che la regione è orientata. Il 2 di giugno ero alla sfilata dei Fori Imperiali, ho potuto parlare con il sottosegretario Giorgetti che avrà la delega allo sport. Nel pomeriggio eravamo con Zaia Salvini a parlare lo stesso appunto della candidatura che ha qualche competitor di Cortina, ma sulla quale appunto noi ci aspettiamo dal governo l'attenzione che merita questo territorio, che merita appunto anche la storia delle Dolomiti, e averla fatta e averla proposta appunto in maniera oltre i confini, quindi coinvolgendo anche il Sud Tirolo e il Trentino, è forse la carta in più che abbiamo rispetto ad altri e che sta creando un'attenzione positiva sull'evento. Allora ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, ma appena torniamo parliamo ancora della pista di bob, perché abbiamo incontrato una medaglia d'oro del bob, abbiamo incontrato Roberto Zandonella che ha vinto l'oro a Grenoble proprio insieme a Eugenio Monti, e con lui abbiamo parlato anche del futuro del bob. Tra poco.